Allora, andiamo al pannello numero 5 di questa mostra di Carmelo Pugliazzi dedicata ai rebus. Questo è il catalogo, qui siamo nella sala grande del Monte di Pietà di Messina. Questo è il catalogo con altre opere che si trovano anche nelle altre sale. Allora, andiamo ad analizzare questo quadro che è abbastanza complesso e dice: cadute per sempre le remore morali, il genere umano sparirà. Sparirà? Punto interrogativo. Cadute per sempre le remore morali, il genere umano sparirà? E qui andiamo a vedere come si costruisce questa frase. Queste due stanghette stanno a indicare la mancanza delle prime due lettere di quest'opera, quindi bisogna utilizzare quello che manca. Ca, Ira è l'opera di Carducci. La D va dopo la CA, cadute, U, te, cioè la U e il te, cadute, per P, la P con il Re della scacchiera, per, sempre, ecco, sempre e sem è il terzo che manca, sem, cam e jafet. Quindi sempre, cadute per sempre, remo, le, elle, eremo, l'eremo, le remore morali, ali, le ali, la L, il Gen, questo è un attore, Gen Hackman. Il genere umano sparirà, re, pari, Juve Milan 1-1 è un pari, sparirà, S, mano, umano, il genere umano sparirà, cadute per sempre le remore morali, il genere umano sparirà. Questo è un altro pannello di 5 metri per 2.